Ma dai, almeno questo video lo ha registrato, dai, non è saltato. Cazzo, però potevo un po' pettinarmi per fare i video, vabbè, è simbolico, cioè è pura filosofia, è veramente la pace interiore, o come ogni tanto lo chiamo nel canale, perché altri sinonimi, la vastità del cazzo che me ne frega. Ma in realtà la vastità del cazzo che me ne frega è una sorta di pace interiore. E saltando dalla pace interiore alla qualità dei prodotti, saltiamo anche un pochino, non so poi come gestirò sto video, all'obsolescenza programmata, perché anche quella è un'altra cosa da tener conto. Io quando compro le mie cose, le mie diavolerie, prima di tutto faccio il possibile per prenderle su Amazon, perché poi quando si avvicinano i 2 anni faccio il reso, e invento un difetto, faccio il reso e così me la ricompro e la garanzia continua, no? Perché ad esempio vedi il mio Surface, io l'avevo preso quando c'era una mega offerta in un centro commerciale, quella volta 1800 euro, costava 2004 il mio Surface, perché è quello con l'i7, 16 giga di RAM, cioè ci sono tanti Surface, hai capito, per quello cambia il prezzo, come una macchina, cioè di un modello, c'è quel 1800, c'è il 3000 Turbo, l'Abarth, eccetera eccetera, uguale al Surface avevo preso il top di gamma, quindi mi ero svenato per un piccolo sogno materiale che volevo, beh piccolo tra virgolette, e di questo Surface la garanzia scadeva ad aprile 2019, adesso siamo a febbraio. Però cosa succede? Io il Surface o per lavoro o per divertimento, perché monto i video, perché sono appassionato per mille cose, lo uso molto, no? Quindi accelero un po', no, questa obsolescenza programmata. L'obsolescenza programmata è la morte, il non funzionamento del dispositivo, in molti casi, e qualcuno è andato veramente in cacca, tipo Samsung ed Apple, il rallentamento pesante del dispositivo dopo un tot di tempo. Cioè tu non fai niente, magari pensi di aver preso un virus o cose del genere, in realtà no, il dispositivo ti diventa talmente lento da essere inutilizzabile, tu dici è piantato, no? È lento, magari nel contempo ti sei dimenticato un po' anche come funzionava una volta, e il tuo cervello presta attenzione a come funzionano tipo i telefonini dei tuoi amici, che li vedi veloci, reattivi, eccetera eccetera, no? Ma in realtà anche il tuo sarebbe rimasto veloce e reattivo se non gli avessero applicato questa obsolescenza programmata. Fortuna vuole che il mio usare così tanto il Surface ha fatto sì che questa obsolescenza programmata di Microsoft fosse avvicinata e anticipata prima della data di scadenza della garanzia. Cosa significa? Che io ho già cambiato la tastiera, che costerebbe comunque 150 euro, quella del Surface che fa cover, touchpad e tutto quanto, il Surface completo, cioè il Surface io l'ho mandato indietro, ma non me l'hanno riparato, me ne hanno dato uno nuovo di pacca, e addirittura anche il pennino adesso. Quindi adesso ho completamente il Surface rigenerato, però vedi anche lì, per l'utilizzo che ne faccio io, la vita media di quel dispositivo è di 2 anni, perché vedi è partito tutto così, hai capito? Accidenti, vedi, il Surface è un lusso estremo, perché se tu pensi, cioè io spendo volentieri perché è una cosa che uso, è portatile, me la porto via, sto tranquillo portandomela via e tutto quanto, quindi dico anche i 2000 euro glieli spendo, però 2000 euro, cazzo, di una cosa che ti dura 2 anni, cioè è una tassa, cazzo, cioè, 1000 volte peggio dell'assicurazione, cazzo, fai 2000 euro diviso 24 mesi, cioè costa tantissimo il Surface, cioè capisci? Io adesso spero che questo, magari ci sia qualche errore nell'obsolescenza programmata, mi duri 10 anni, però vedi, quando tu prendi un'ottima cosa che ti fa tutto quello che vuoi fare, non hai altre pretese o comunque sei convinto di non avere future pretese, no? Della serie faccio già video editing e tutte quelle cose me le fai egregiamente, quindi non ha senso cambiare. E però, ragazzo, devi tenere appunto in considerazione anche il discorso della garanzia. Tipo, quando ho preso la memory card della Sony, l'ho presa su Amazon, ok, però ehm, cioè quando l'ho scelta tra le tante, quella della Sony aveva 5 anni di garanzia. E io l'ho scelta principalmente per quello, perché bene o male ce n'erano altre che magari mi costavano 5 euro in meno e avevano le stesse caratteristiche. Quindi io non l'ho scelta a caso, ovviamente per carità per le caratteristiche e qualità, però ci ho dato veramente molta importanza anche a questo discorso della garanzia di 5 anni. Per ulteriori, diciamo, delucidazioni o per curiosità per approfondire, puoi andare su Wikipedia o su Google dove vuoi digitare obsolescenza programmata, così capisci quello che io ti sto dicendo.
Una cosa che io ho vissuto, per carità la conoscevo già questa cosa, l'avevo già ben percepita, diciamo una cosa che però mi ha dato una bella conferma è questo mio camper. Quando ho iniziato il restauro di questo camper, siccome io sono anche un po' pignoletto come estetica, funzionalità, sono un po' voglio poco ma buono, ecco, quindi quello volevo dire, e ci sono stati molti pezzi che io ho cambiato perché non mi piacevano. Parliamo ad esempio dei rubinetti. I rubinetti funzionavano perfettamente, però non mi piacevano assolutamente esteticamente, quello senz'altro. E avevano le due manopole, manopola dell'acqua calda, manopola dell'acqua fredda. Capirai che per lavare i piatti ogni volta apri chiudi, è un casino pazzesco. Volevo quelle col miscelatore, no? Quindi alla fine diciamo che quella brutta, scomoda, ma comunque brutta, è durata 30 anni e anche lì sarebbe scorretto dire che è durata 30 anni, perché chissà quanto sarebbe durata, perché io l'ho cambiata proprio per questo motivo, però diciamo al 100% intanto il suo lavoro lo ha svolto nel periodo di 30 anni, poi è stata cambiata appunto non perché era rotta e nel giro di un anno sono stati cambiati 3 rubinetti, cioè capisci? In più anche quello nuovo adesso della doccia inizia a spandere anche quello, che anche quello era stato cambiato ovviamente per un discorso estetico, pratico, eccetera, eccetera, ma funzionava, anche quello della doccia funzionava, hai capito? Poi possiamo parlare di tante altre cosine che vedo purtroppo. E quindi vedi, quando dicono i camper vecchi erano i migliori qua e là, nì. Diciamo che nei camper vecchi non si teneva conto dell'obsolescenza programmata, che è stata una sorta di legge, ossia di obbligo commerciale nella storia, no? Quindi non è che la gente lo fa per dispetto, no? Cioè anche le lampadine delle auto, faccio per dire, cioè non è che per dispetto, no? Perché dicono, ah sei stronzo, ti metto la lampadina che brucia dopo un tot. No, è perché altrimenti non si manda più avanti il mercato. Adesso appunto non si lavora più con la qualità, si lavora con la quantità perché è tutto un insieme di mille cose. Diciamo, partiamo dalla nascita delle multinazionali che tolgono lavoro a tutte le piccole attività, ma più che le multinazionali, una cosa che tendo sempre a calcare perché vorrei farvela entrare veramente in testa, uno dei più grandi danni che sono accaduti in questa nostra storia dell'umanità, la cosa che più ha portato alla reale crisi, ossia alla disoccupazione, perché la crisi è uno stato mentale che va avanti, fidati, da millenni di anni. Io che sono appassionato di storia e filosofia greca, romana, orientale, ti assicuro che la crisi è sempre esistita, è uno stato mentale. Diversa è la crisi che crea disoccupazione e qui mi ricollego al punto, te l'ho presa un po' larga per rendertela un po' più facilmente capibile, le macchine. Con un chiarissimo esempio, adesso non mi ricordo chi l'aveva già fatta, non credo il Toro perché all'epoca non esistevano le mettitrebbie, una volta per lavorare un campo, diciamo, ci volevano 20 persone. Ah sì, Natalino Balasso l'aveva detto. E al giorno d'oggi una è più che sufficiente per comandare la macchina. Ok, tu dici comodo. E le altre 19 cosa fanno? Hai capito? E c'è bisogno di creare lavoro continuo, produzione continua, la quale poi porta povertà, porta anche inquinamento ambientale. Vedi anche le lampadine. Le lampadine è un esempio non scelto a caso perché fu proprio una fabbrica di lampadine per auto, mi pare polacca o comunque un paese dell'est, che fu l'ultima fabbrica a non utilizzare l'obsolescenza programmata. Difatti le sue lampadine duravano un'eternità. Poi anche loro si sono dovuti adattare e difatti vedi poi come tutto, no? Ti dura poco. Io mi ricordo la Smart, no? Scherzando, no? Si diceva, non consuma un cazzo, fa di media 30 con litro di gasolio, sì, ma le lampadine... E questa è l'era più giusta che mai per avere il meno possibile. Per avere il meno possibile non voglio dire andare a fare i barboni, vivere in tenda, vivere di sole e banane.
Però vedi, anche hai lo spremiagrumi, hai la centrifuga, hai la lavatrice, la lavastoviglie, cioè, o tante altre cose più inutili, insomma, ecco. E sono tutte cose soggette a una vita prestabilita, un tempo di vita prestabilito, quindi si romperanno. Poi cosa succede? Anche questa è una regola dell'obsolescenza programmata. Tu, non so, la lavatrice, esempio, te la paghi 400 euro, si spacca un pezzettino del cacchio, te la vai a far riparare, manodopera a parte, quel pezzo lì ti costa 200-300 euro e tu dici cazzo, l'ho pagata 400 euro nuova, cosa faccio? Butti via e ne compri una nuova, e quindi inquinamento, e te che devi andare a lavorare alla mattina e alla sera per mantenere questo giochetto dell'obsolescenza programmata, perché non c'è solo lo stato mentale, no, di questa società che ti spazza come indispensabili, no, tutti questi accessori, queste cose inutili, no, le TV sempre più grandi, i computer, i telefonini, i computer sempre più potenti, eccetera eccetera. Quindi tu devi star dietro anche a questa bestia che si chiama obsolescenza programmata. Nessuno se ne può difendere, a meno che, ok, non vai a fare tipo il Toro, ti metti in una zona sicura della serie dove hai alberi, dove puoi farti il tuo orticello, dove sei vicino a un lago con acqua pulita o un torrente, allora sì, là. Però io credo che la cosa più intelligente da fare sia la via di mezzo, ossia creati pure la tua vita più minima il possibile, che sia in una casa, in una tiny house, un autobus, un camper, quello che vuoi, però insomma non rinunciare neanche all'indispensabile. Capito questo giochetto, ti prendi già con le mani avanti, che sai che le tue spese ne avrai sempre, però eviterai quelle inutili. Rifiuterai magari di spenderti 1000 euro per un telefonino, rifiuterai di prenderti lo spremiagrumi che fa questo, la centrifuga che fa quello, tutte quelle cose lì, dici il limone me lo spremo a manina, la centrifuga me la faccio in altro modo, oppure con uno strumento faccio 10 cose. E so che possono essere discorsi che sembrano un po' campati per aria, a volte sembrano anche ovvi, come dico sempre, l'ovvietà è ciò che il nostro cervello tendenzialmente, no, proprio per indole umana, tende a scartare, perché è una sorta di autooffesa che noi ci facciamo quando ragioniamo sulle ovvietà, sulle banalità, perché il nostro cervello inconsciamente funziona, ragiona, dice sì, ok, ma queste robe sono robe da scemi, è inutile darci peso, sono cose ovvie, e quindi va a intrigarsi in discorsi ancora più complessi e alla fine magari inutili. Se tu noti, tutto quanto poggia su queste ovvietà. Se qualcosa non ti è stato chiaro, non preoccuparti, come ben sai i discorsi nascono così, non c'è nulla, non solo di preimpostato, cioè che non mi scrivo mai nulla eccetera, ma non c'è nulla neanche di preragionato, cioè inizio a parlare con un discorso e poi ne nascono altri, quindi può essere che per ovvi motivi io certe cose, avendocele già in testa, le descrivo non correttamente o non completamente, quindi altri non perché sono scemi, non perché sono ignoranti assolutamente, ma perché per puro caso quelle cose o non le hanno pensate o certe informazioni non gli sono arrivate, non collegano i discorsi che io sto facendo, e quindi giustamente, quindi se hai, questo vale per tutti i miei video, se hai chiarimenti, dubbi diciamo, o chiarimenti che vuoi chiedere, non preoccuparti, chiedi che io poi nei prossimi video insomma ti rispondo o approfondisco magari quel buco che ho lasciato. Beh, questo discorso dell'obsolescenza programmata e della qualità dei prodotti che ho fatto oggi è una cosa veramente per me importante per lo stile di vita che sto facendo, perché come dico il camper è solo parte di queste cose, no? Quindi ho toccato un tasto che non è per nulla leggero, almeno per me, no? Cioè per i miei messaggi, è uno dei tanti miei messaggi che voglio dare, uno dei tanti buchi dove voglio buttare la canna, no? Quindi, sì, non la canna da fumare, la canna nel senso metaforico, no? Dove voglio andare a pescare, capisci? Quindi tienilo veramente ben chiaro, dacci anche tu una bella ponderatina nel tuo, guardati attorno tutte le cose che hai, per difendersi un po' da questi sprechi, e qui non parlo dell'obsolescenza programmata, ma parlo di quella ipnosi che ti passa la società, i media, televisione, giornali, eccetera, del fatto che tu
ti senti in necessità, no? O comunque senti il desiderio di avere certe cose, certi elettrodomestici, certi dispositivi, certe magliette e certe cose. I ragionamenti che tu puoi fare anche sulle cose che hai già comprato è: quante volte l'ho utilizzata, quanto mi ha reso felice, quanto mi è stata utile. Ora, se potessi, la restituirei in cambio dei soldi che ho speso o continuerei a tenermela? Sembrano cacchiate, ma guarda che con queste cose, io che da anni che uso le app per tenermi le spese, no? O comunque vabbè, ho iniziato con i file Excel, no? Guarda che veramente in un anno risparmi migliaia e migliaia e migliaia di euro, eh? Cioè, a spostarti un attimo nel tuo, a capire veramente quali sono le tue necessità, ma anche i tuoi desideri, perché non è che uno deve privarsi di cose, capisci? Però io, ad esempio, dico sempre l'esempio dei ristoranti e dei locali. Io con la vita che facevo, cioè il lavoro fisso, lungo, eccetera, la casa, no? E tutto quanto, io avevo veramente la necessità di andare fuori a bar, a ristoranti a mangiare la pizza fuori, cioè non era proprio un piacere, era proprio una necessità, cioè avevo bisogno di sfogare, di uscire, cioè non potevo lavorare tutto il giorno e dopo tapparmi in casa, non potevo, dovevo. E io facevo i conti, cazzo, dicevi, porca puttana, in un mese ti vanno 300 euro fuori di locali, che può essere dal caffè, la Coca-Cola, il tostino, mille altre cose, no? E ai ristoranti, quindi le pizze, il cinese, quello che è, cazzo, uno si spende tipo 500-600 euro al mese solo di quello. Cioè, lavori per poterti permettere una cosa che è un cerotto alla ferita che ti ha causato quel tipo di lavoro. Quindi capisci che alla fine, insomma, e questo cerotto può essere anche il telefonino da 1000 euro, ma nel mio caso anche il computer da 2000 euro. Cioè io sono come Seneca, cioè io non è che parlo e sono un angioletto pulito. A me piace parlare, quando parlo di questi errori, di questi peccati, parlo soprattutto perché li ho vissuti, o meglio ancora li sto vivendo io. Quindi anche quando ogni tanto ho parlato, magari anche parlerò dell'essere vegetariani, del fumare, di quello che mangiamo, di queste cose, di questi vizi, di queste cazzate che noi facciamo, sia a livello psicologico che reale, nella vita proprio materiale di tutti i giorni, è perché le ho vissute appunto e le sto vivendo. Quindi la cosa migliore per capire la vita e per capire te stesso, come dicevano sempre i grandi del passato, che può essere stata anche un po' fraintesa questa cosa, loro dicevano era l'umiltà. Per umiltà significa l'uscire un attimo dal nostro corpo e guardarsi lì in un angolino come persona. E lì ti è facile criticare, no? Perché quando critichi gli altri è sempre facile. Tu sei intoccabile, ma questo non preoccuparti, non sei una persona di merda, è il tuo cervello che funziona così. Come ti ho già spiegato in passato, c'è l'autodifesa del corpo, no? Quando ti avvicini al fuoco, che non tanto che brucia, ma senti già che è caldo, tiri via la mano, uguale il cervello. Quando si sente offeso, attaccato, no? Anche lui si arrampica sugli specchi, fa mille giochetti, tutti nel subconscio, quindi non sei tu che dici ah no aspetta non mi devo criticare perché sennò poi ci resto male, mi sento offeso, no no no, funziona tutto in automatico, tutto sotto. Quindi tu guardati sempre come una personcina esterna, tutti i tuoi vizi, le tue cose che fai e vedrai che ne hai da criticarti dal mattino alla sera. E ne ho io e ne ho avuto i più grandi personaggi, parlo addirittura del Gandhi. Per me Gandhi non è stato un grand'uomo, per me Gandhi è una divinità, Gandhi è, è stato la perfezione sotto ogni aspetto umano, ma in più lui in quella perfezione continuava a, tra virgolette, umiliarsi, cioè a tenersi basso, della serie ingrandiva, mostrava proprio, apriva i suoi limiti, i suoi difetti, tutte le sue pecche. E non dico magari al suo livello, ma possiamo restare molto 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 più bassi con Lucio Anneo Seneca e possiamo iniziare anche noi veramente a guardarci da fuori e iniziare a criticarci. Il che tutto questo può essere un enorme premio anche solo per la nostra dignità. Parlo anche, per farti un esempio, io quando non ero vegetariano mangiavo tantissima carne, no? E là mi sparavo merda di continuo a me
e anche agli altri per il fatto che si uccideva animali per il cazzo, per il puro gusto. Però continuavo a mangiarli. E tu dici, ma sei pazzo, sei scemo, sei incoerente? No. Poi per caso, tra virgolette, per caso, questo è un discorso infinitamente più complesso di quello che tu puoi lontanamente immaginare, sono diventato vegetariano, ok? Ma quello è un altro discorso. Però intanto capire che tu stai facendo un enorme errore immenso è una cosa molto importante, come il fumare. Io sto continuando a fumare, però veramente, oltre a sapere, dichiaro a me stesso e agli altri l'enorme danno che io sto facendo, futuro e presente, fumando. Però sto continuando a fumare. La maggior parte delle persone questa cosa non la accetta. Il riconoscere un errore e farlo è, per moltissime persone, e ti garantisco la maggioranza, è una cosa da psicopatici. In realtà ti posso assicurare che è un enorme strumento di crescita. Quindi, che sia il mangiare animali, che sia il fumare, che sia il darsi alle spese pazze, al distruggersi di lavoro per avere i lussi dello yacht, della spa da 500 euro al giorno, eccetera, non è che devi rinunciarci, ma devi iniziare a rifletterci dall'esterno e lì inizierai veramente a capirti. Poi puoi continuare a farle le cose, ripeto, cioè, perché molte persone si tirano indietro da questa crescita personale, da questa possibilità di crescita personale, proprio perché si sentono in obbligo di mantenere questa coerenza. Cioè io tipo arrivo a capire, percepire e dichiarare che fumare è veramente da deficienti, da ritardati mentali, e però se arrivo lì allora devo smettere di fumare. Io non voglio smettere di fumare perché mi piace, no? Ok? E quindi rifiuto questo ragionamento, nulla di più sbagliato.